parte delle regioni da questo fenomeno. Io, voi sapete benissimo, è stato fatto un piano di intervento che stiamo cercando di portare avanti con le misure di prevenzione. E questo progetto è molto utile perché la ricerca, lo studio, il monitoraggio di questo fenomeno serve anche a pensare a tutti coloro che sono impegnati nel cercare di contrastare la diffusione di questa specie. Diciamo che rispetto alla fase iniziale adesso siamo in una fase operativa più avanzata e ci sono delle soluzioni che danno un po' di ottimismo in più rispetto all'inizio. E voi sapete che si sta sviluppando un circuito commerciale che può affiancare tutte le altre misure che sono volte al contenimento della diffusione della specie. Questo è uno degli obiettivi del commissario ma anche degli operatori del settore della pesca. Io ho cercato una bella sinergia, dicevo, perché si stanno dando tutti da fare per cercare di trovare delle soluzioni. Gli stessi operatori della pesca hanno trovato, si sono inventati delle soluzioni anche per cercare di tutelare gli allevamenti, di preservarli dall'intrusione, dagli attacchi del gambero blu. Siamo di fronte a un fenomeno inedito, quindi tutto quello che si sta sperimentando. Abbiamo comunque, ringrazio di questo la Regione Veneto, l'assessore precedente Corazzaro, l'assessore Bonti Tesso, la provincia, gli enti locali, gli operatori della pesca, le associazioni, e con loro siamo riusciti fino adesso a gestire questo fenomeno in maniera non del tutto risolutiva, ma quantomeno su certe soluzioni stiamo avendo anche dei risultati che in qualche modo lasciano ben sperare.